Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione del TG Flash di New Sicilia. Oggi è un anno esatto dallo scoppio del conflitto fra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha salutato il giorno anniversario dell'invasione russa con un tweet in cui ricorda che il 24 febbraio 2022 milioni di noi hanno fatto una scelta, non una bandiera bianca ma una giallo-blu, non fuggire ma fronteggiare, resistere e combattere. È stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E quest'anno siamo rimasti invincibili, sappiamo che il 2023 sarà l'anno della nostra vittoria. Un video con immagini emblematiche del conflitto accompagna il tweet. E veniamo adesso alle vicende interne. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato la misura cautelare che imponeva a Giuseppe Mirici K, impiegato dell'Assemblea regionale siciliana, responsabile della sicurezza e prevenzione, un divieto di dimora di un anno nel capoluogo siciliano e la sua interdizione dai pubblici uffici. K è sotto indagine per presunte pressioni esercitate sul gestore del servizio ristoro del Palazzo Reale per ottenere il rifornimento dei suoi amici con l'accusa di induzione a dare o promettere utilità. E ora ci spostiamo alla cronaca. Il 10 febbraio scorso 2 uomini di origini palermitane di 32 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri delle compagnie di Partinico e di Castelvetrano con l'accusa di rapina aggravata e sequestro di persona. Uno dei rapinatori indossava un passamontagna per nascondere il volto quando nel primo pomeriggio si è introdotto nella filiale di un istituto di credito a Partanna. Dopo aver rinchiuso dipendenti e un cliente in un bagno per circa mezz'ora, hanno sportato oltre 67.000 euro dalle casse e si sono dati alla fuga a bordo di un furgone diretto a Palermo. Il tentativo di fuggire è stato interrotto però dai carabinieri. Si è sfiorata la tragedia ieri a Monserrato quando un ragazzino di 14 anni proveniente da Agrigento è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio gravemente ferito e con numerose contusioni. Il giovane si trovava a casa di un coetaneo quando ha visto la moto da cross dell'amico e ha iniziato ad insistere per provarla nel giardino. Il coetaneo gli ha spiegato come accenderla, farla partire e gli ha dato le chiavi. Il breve giro di prova si è concluso con il 14enne che si è schiantato contro un muro della proprietà. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti a mezzogiorno. A più tardi.